Allora, eccoci qua rientrati negli studi di Gioventù Politica, abbiamo ancora pochi minuti, quindi cercheremo con degli interventi brevi, possibilmente, invito gli ospiti ad essere così veloci nei propri interventi, cerchiamo un pochino di arrivare, anzi di affrontare anche quello che era il secondo argomento di questa nostra serata, cioè quella della realizzazione dell'idrovia Padova-Venezia, questa grande incompiuta che attende ormai da più di 50 anni di vedere la luce. Allora riprendiamo dai nostri giovani, riprendiamo da Andrea Danieletto, Movimento 5 Stelle. Voi tra l'altro avete fatto tutta una serie di conferenze dedicate proprio alla realizzazione dell'idrovia Padova-Venezia. Per voi è... Molto, molto brevemente, io adesso volevo anche parlare un po' in termine politico, do due soluzioni veloci. Col secondo mi ricollego all'idrovia. La prima soluzione, quanto dicevo prima, sul cemento zero, la cosa è fattibile. Ricordo che l'amministrazione di Mira ha fatto un PAT con lottizzazione zero cemento, una delle poche amministrazioni a 5 Stelle che abbiamo nel territorio, e ha dimostrato, seppur col taglio dei trasferimenti dallo Stato, seppur senza oneri di urbanizzazione, seppur senza multare come fanno molti comuni che si rivalgono con le multe sui loro cittadini, riescono a portare avanti dignitosamente il comune, anzi alcuni abitanti si lamentano perché ci sono troppi lavori, troppi cantieri in corso per sistemare una situazione disagiata. Il secondo argomento che sento ricorrere stasera è che non ci sono soldi. Allora, primo, io dico cambiamo le nostre amministrazioni, provinciale e regionale, perché i soldi ci sono per la Romea Commerciale, ci sono per la Città della Moda, per Veneto City, ci sono per tutte queste opere assolutamente inutili. Penso alla Romea Commerciale che viene costruita a fianco alla Romea esistente, invece di mettere in sicurezza quella certo, beh, quello è un altro discorso. Dai. Comunque altro cemento e chiaro. Penso soprattutto alla camionabile, perché è inutile che si dica sì la vogliamo, no non la vogliamo, perché fino a pochi mesi fa la camionabile era un punto di forza dell'amministrazione della regione, soprattutto al lato PDL, soprattutto al lato Chisso che spingeva per questo. La camionabile, ricordiamolo, che toglierebbe assolutamente qualsiasi valore di scolmatore all'idrovia, quindi non porterebbe, non garantirebbe più i 350-400 metri cubi al secondo che sono necessari per la salvaguardia. La sicurezza. Giorgio Peretti, allora per voi invece l'idrovia va fatta. Certo, allora io ritengo che sia fondamentale utilizzare la via d'acqua per poter andare a togliere quei circa 100 container dalla strada e fare sinergia, fare team con quello che è Venezia. Vediamo molti porti di altri stati che sono di prossimità e che possono costruire quell'elemento di interscambio. Purtroppo viviamo nel paese dei campanilismi, viviamo nel paese dei conflitti di interessi e quindi... Prego. No, dicevo, un'opera quindi che abbia sia il compito di scolmatore ma anche per il trasporto delle merci. È fondamentale questi due compiti qui, perché in questa maniera si va a beneficiare di tutti e due gli elementi. Dobbiamo garantire ai cittadini quella sicurezza di vivere sereni e allora abbiamo visto che il problema della cementificazione è parziale, perché poi abbiamo capito che se viene giù dell'acqua non è dovuta solo al fatto del cemento, anche a questo, e quindi bisogna una concausa. Allora cosa possiamo proporre alla Regione? Anche quello di fare in modo che si lavori in maniera parallela, dragando i fiumi, quindi aumentando le portate e portando avanti il discorso dell'idrovia. Con un bel progetto adesso riusciremo, tra virgolette, con il dovuto finanziamento ad avere una realizzazione. Marco Macis, anche a te chiedo di essere veloce, condividi? Condivido pienamente, anzi sollecito di nuovo il governatore Zaia che apra quella conferenza servizi e che dia voce a tutti i cittadini e a tutti i comitati. E che questo progetto, insomma, possa vedere la luce alla fine di quest'anno, subito. E anche al sindaco capoluogo di provincia che verrà istituito con le città metropolitane non deve nascondersi in questo. Certo. Devo essere rapidissimo. Sì, Giuseppe Rossetto. C'è qualcosa da dire, però sì, alcuni ragionamenti. Uno è sulla qualità dell'acqua. Appunto, molti anni fa era possibile nuotare in alcuni nostri fiumi, ora anche quando ero bambino mi dicevano non andare vicino all'acqua perché non so cosa ti prendi.
Comunque anche gli argini, tenere a posto gli argini non vuol dire semplicemente tagliare l'erba o anche le aree verdi, anche l'assessorato alle aree verdi non vuol dire tagliare l'erba, ma vuol dire anche magari farla vivere e pulire, come appunto diceva prima Marco Schiesaro, magari rimuovere, vorrei farvi vedere delle foto per vedere cosa c'è in questi argini. L'idrovia vorrei che ci fosse, che venisse, che appunto anche mio nipote potesse vedere questa idrovia, vorrei vederla anch'io. Ma c'è bisogno di una garanzia, di un garante per portare a termine finalmente questo lavoro. Certo, ci siano dei tempi certi nella realizzazione. Un'ultima cosa, ultime due cose è che c'è bisogno di solidarietà civile, no, c'è bisogno, a Battaglia c'è stata solidarietà civile. È indispensabile. È l'unica cosa che tiene su questa società ormai, purtroppo, però vorrei dire una cosa sui fondi e finanziamenti europei. Non esistono uffici competenti per richiedere finanziamenti europei. Non è possibile, cioè esistono, però non sono competenti. E un'ultima cosa, appunto, volevo dire di Paleocapa che Paleocapa e Negrelli, che erano due italiani, hanno progettato il canale di Suez. Riusciamo a progettare un'idrovia? Ecco. Certo. Grazie. Bravo per la provocazione. Alessandro Boschieri. Sì, abbiamo capito la gravità della situazione, ma lo sapevamo già, di fatto. Su quest'opera l'idrovia Padova-Venezia sembra che dovrebbe risolvere moltissimi di tutti quei problemi di cui abbiamo parlato questa sera. Come dicevo all'inizio, è una soluzione, non sicuramente la soluzione definitiva. Io auspico ovviamente ad una più ampia collaborazione di tutti i territori che vengono compresi nel bacino. E solamente una considerazione per finire. Ringrazio come consigliere di Montegrotto, ma mi faccio portavoce anche di tutte quelle persone che sono state alluvionate con l'ultima alluvione. Ringrazio la Protezione Civile e ringrazio tutti i volontari che hanno dato la loro tutti quelli che hanno lavorato come sempre. E sollecito il governo centrale a fare i decreti attuativi per lo stato di calamità, così può essere che ci siano lo sblocco dei fondi alle famiglie che ne hanno bisogno. Certo, grazie. Donato Ignenzi. Sì, Padova Sociale è favorevolissima al completamento dell'idrovia senza che si ritorni all'anno 38, diciamo, ma due sono le cose che emergono da questa serata, anche grazie al collega Macis, che mi dice che la lista Ivo Rossi è favorevole alla cambio navile, quindi Ivo Rossi la pensa come l'ex presidente della provincia di Padova, Forza Italia PDL, Casarin. E l'altra cosa che per il signore della lista Ivo Rossi la cementificazione della zona Forcellini Parco Iris non andrà a incidere sull'equilibrio idrogeologico, e questa è un'altra notizia. E per chiudere, comunque sappiate che al tempo della Serenissima chi si macchiava di reati contro le acque finiva a testa in giù. Sì, professor Casen. Allora, lei è favorevole, no, all'idrovia Padova-Venezia? Ne abbiamo parlato ampiamente. Non è la soluzione definitiva, perché il problema è molto grosso. Qualcuno parla di 2 miliardi per completare le opere, ma ci sono delle urgenze che costano molto meno. Fino adesso questi disastri in 4 anni sono costati circa 800 milioni di euro, credo forse di più se andiamo a vedere nella tasca della gente cosa è successo. Quindi è inutile che noi ci nascondiamo dietro ai soldi che ci sono, perché ci sono i soldi. Allora, è come in una famiglia, se io decido di comprare una Ferrari e poi non ho da dar da mangiare ai miei figli, è una scelta, no? Allora però c'è un po' di etica e un po' di professionalità dove dico compro una macchina per una familiare e gestisco la mia famiglia. Ma questa area politica che è completamente scollegata dal territorio e sfrutta il territorio dicendo vogliamo essere indipendenti, indipendenti da che? Dall'acqua? Indipendenti da che? Che se mangiano tutto. Ma no, ho capito. Il giorno che rimettono i diamanti dentro il sacchettino, allora i soldi ci sono. Perché questa furbizia ha da finire.
È inutile che continuiamo a parlare, quando è finita questa trasmissione. Guardate, non è successo niente, perché hanno una faccia come il lato B. Non è possibile che noi non riusciamo tutti insieme, i veneti, a pensare alle acque e non a pensare all'indipendenza veneta. Perché se il Presidente continua a ragionare in questa maniera, la cosa mi spaventa. Che il signor Zaia si mette davanti a un microfono e dice: io nel giro di 5 anni sistemo l'emergenza, non tutta la problematica delle vie d'acqua, per carità, l'emergenza, in maniera tale che succedesse quello che succede, perlomeno i cittadini non vanno sotto acqua. Questo è importante. Seconda cosa, ci sono gli enti di bonifica che prendono centinaia di milioni, dove li mettono? Non ci sono i bilanci, andate in cerca dei bilanci, andate a vedere e che pubblicano questi bilanci, perché nelle vostre tasse ciascuno di voi 50, 100, 1000 euro li mettono dentro e vanno a finire nei consorzi di bonifica, ma non si sa che cosa si fa. E quando succede la piena, guarda caso, le idrovore non funzionano. Ma come mai? Che abbiamo dato un sacco di soldi e sarotte non sono sufficienti. Ma non è possibile che andiamo avanti in questa maniera. Questo non è gestire il territorio, vuol dire creare ipnosi alla gente, si indica la luna e si porta via il portafoglio. Allora bisogna che ci mettiamo tutti insieme e abbassiamo il livello politico al livello della gente, perché noi grandi capi non ci interessano. Siamo troppo intelligenti per non riuscire a fare una via d'acqua che arriva da Padova a Venezia. Se ci mettiamo tutti insieme e portiamo via un secchio a testa, ci riusciamo. E comunque questa è una sfida, perché non finisce qui la trasmissione. Noi continueremo su questo problema, perché ci sono dei problemi che devono essere assolutamente risolti. Anche sui consorzi. Soprattutto sui consorzi, che è stata la pancia piena della democrazia cristiana degli ultimi anni, dei 60 anni, che fino ai grandi e continua, ed è una spartizione di soldi che non finisce mai. Ci mettiamo dei controlli, ci mandiamo la Guardia di Finanza e vedrete che i fiumi funzionano bene, gli argini crescono, va bene, e le cose vanno fatte una volta per tutte, ma non con la bocca, col Baie. Grazie. Giuseppina Castanese, lei sa che io sono d'accordissimo sull'idrovia, anzi sono una che si è data tanto da fare per questo, perché sono andata in qualsiasi luogo dove si parlava di questo argomento. Il primo alla Camera di Commercio nel 2011, dove al microfono sono andata a dire che questa era l'unica cosa che ci avrebbe salvato dalle alluvioni. Non è la sola, vanno bene anche i bacini di laminazione, vanno bene bacini di laminazione in tutti i luoghi dove costruiscono, quindi devono esserci queste aree di raccolta delle acque, ci devono essere fossi che tengono, le acque devono essere ben governate nel momento che cominciano le piogge, fin dall'inizio, perché spesso alluvioni o allagamenti avvengono negli weekend. Si chiede perché? Perché non ci sono gli operatori. Ha capito? Certo. Oppure quando arriva tutto di colpo, come è avvenuto il 2 novembre, poi si apre con violenza a Volta Barozzo e arriva e frana tutto. Certo. Diamo la parola anche a Ruvolato. Sì, allora a questo punto, dopo quanto è emerso nella discussione, è ovvio, noi ci battiamo perché venga completata questa benedetta idrovia che per noi al più presto, che è l'unica valvola di sicurezza. Perché la tempistica è essenziale. Quindi su questo qui non si discute e questa è la conclusione. Penso che qui siano tutti d'accordo, quantomeno chi ha un po' di buonsenso e un po' di logica. Riprendendo quanto è emerso nei precedenti interventi, per adesso continuano a costruire come prima, nonostante le varie promesse: cementificheremo meno, impermeabilizzeremo meno il territorio. E hanno inventato i piani di varianza, hanno inventato i piani delle acque di cui si dota ogni comune, i quali altro non sono che espedienti per aggirare quello che è il buonsenso e quello che sono le norme
buone norme urbanistiche, quindi per continuare a fare quello che fanno. Allora, io penso che per bloccare certa speculazione, perché fabbricano dappertutto, anche sul fondo dei fossi, abbiamo visto in certi posti, bisognerebbe creare, cioè stabilire il grado di rischio idraulico cui è soggetto un fabbricato. Fare come quando uno vende un fabbricato e va dal notaio, mette la classe energetica del fabbricato, certo, mettesse anche il grado di rischio idraulico. Per quanto riguarda la richiesta della sistemazione dell'alveo dei fiumi, aumenta la portata di poca roba rispetto ai 400-500 metri cubi che sono necessari, darà 10 metri cubi e al massimo non fa niente. E dopo ci sono gli argini che sono a pericolo frane. Una volta di alluvioni di piene nei canali nostri ne venivano 2-3 all'anno e non succedeva niente. Adesso, dopo il 2010, dopo che si sono fatti certi interventi di disboscamento, di sradicamento delle piante, eccetera, ad ogni piena un sacco di frane. E dopo la Regione, dall'ultimo, dovrebbe contare con il contagocci i soldi che dà e darli a ragion veduta. Io abito a Bovolenta hanno speso 100 miliardi per mettere in sicurezza il paese, hanno costruito un canale nuovo, hanno speso centinaia di miliardi, dico centinaia di miliardi, e nel 2010 cosa ti scoprono? Ti scoprono che gli argini del canale che doveva salvare Bovolenta sono a rischio crollo. E giù altri 5 milioni di euro, vero? 10 miliardi. Allora, ragazzi, no, benissimo, no, però è ora di cambiare, come diceva il professor Case. Certo. Roberto Marcato. Allora, sulla camionabile io mi sono espresso 2 volte in Consiglio provinciale da assessore alla viabilità, ho espresso tutta la mia contrarietà sia là che in Regione e devo dire anche, ho sentito il CIPE e anche il Ministero un paio di settimane fa per quanto riguarda il GRA, perché la camionabile non è altro che il collegamento del GRA, quindi diciamo l'uno non esiste senza l'altro. Teniamo già conto che il GRA è già stato masticato in molte parti, quindi ha perso la sua essenza e un po' perché le cose sono cambiate, un po' perché soldi non ce ne sono, io credo che farà fatica molta il GRA a realizzarsi e credo anche che la camionabile sia tramontata definitivamente. Dopodiché mi permetto, fuori tema, invece di esprimere solidarietà alle 24 persone che sono state messe in carcere ieri mattina con un blitz tremendo, quando lo Stato ha scarcerato migliaia di persone, lazzaroni, con lo svuotacarceri. Questo è lo Stato, 2 pesi, 2 misure, io a queste persone do la mia solidarietà. Scusa. No, non ritengo di poter entrare in merito a questo perché lasciamo alla giustizia a esprimere quello che evidentemente io posso esprimere la mia opinione. Ma è lei il conduttore o perché non ho mica capito? Posso esprimere la mia opinione? Se posso... E posso esprimere la mia, che sono contrario alla solidarietà perché non si preparano finti o verosimili cannoni o cose di questo genere. Che uno Stato che libera con il svuotacarceri migliaia di lazzaroni non può mettere in carcere 24 padri di famiglia. Mettiamo alla solita maniera 2 problemi che sono assolutamente non compatibili tra di loro. L'ha tirato fuori lei prima. È tempo che... No, l'ha tirato fuori lei, editore, l'ha tirato fuori lei quello dell'indipendenza. Io sarei stato zitto, l'ha tirato fuori lei. Non ha importanza. Ah, no, se lo tiro fuori lei non ha importanza, tiro fuori io sì. Lei può replicare sull'indipendenza. Siamo in un paese più o meno democratico, la mia parola vale quanto la sua. Certo. Allora, Zamboni, brevemente, sì, grazie. Il Comitato Brenta Sicuro è assolutamente a favore dell'idrovia, fermo restando che noi siamo convinti che serve un piano pluriennale per risolvere finalmente il dissesto idrogeologico, la devastazione legata alla cementificazione, legata alle rotonde. Ricordiamo che una rotonda viene a costare 500 mila euro, quindi consideriamo quante rotonde abbiamo fatto nel Veneto, il vanto di Zaia, 10 anni fa quando si è insediato, e questa è una cosa folle. 2 o 3 numeri velocissimi. Zanoni ha fatto un'interrogazione nel 2012 alla Comunità Europea chiedendo perché non si veniva finanziata l'idrovia. Le è stato risposto, ha fatto una domanda retorica, non viene finanziata perché non ci presentate un progetto, quindi è chiarissima la cosa. Recentemente, a febbraio, in commissione Zaia aveva promesso investiremo 100 milioni in più perché ci sono problemi idrogeologici. In commissione sono andati 90, 10 si sono persi. In aula sono diventati 45. Questo dà il senso dell'investimento e di quanto si spende e ci si impegna dopo che è passato
Due battute veloci a Conte. Noi vogliamo chiedere il 12 di aprile, perché sarà presente, queste cose, cioè vogliamo chiedere e capire anche perché non ha votato alla importantissima votazione una settimana fa. Certo. Finito. Grazie. Lei il tempo è tiranno. Io sicuramente sono favorevole all'attivazione dell'idrovia, così come abbiamo sempre ormai sostenuto da parecchi anni, anche in una fase diciamo iniziale, preparatoria, in cui sembrava che quasi questo tema fosse parlare un po' della Luna. In realtà è una cosa importante, è una cosa che va condivisa. Il comitato alluvionati di cui io faccio parte l'ha anche condivisa. Avrei preferito che ne avesse parlato un momento anche il dottor Destro qui presente, che l'ha ma purtroppo il tempo, con particolarità il tempo questa tematica. Siamo già oltre il tempo che ci è consentito. Sì, no, ma per carità, io non discuto. Ecco, in ogni caso la nostra idea è quella a favore dell'idrovia. Ma come hai sentito, l'argomento non si ferma qui, torneremo. Cioè, il microfono chi ce l'ha? Allora, io capisco comunque tutte le problematiche che può avere la regione, può avere il governo, però io dico, allora, i politici hanno soldi, perché questo non si può dire di no. Gente a casa senza lavoro, problemi di alluvione, nessuno ci viene incontro, tasse che arrivano da pagare, visto che il Veneto versa all'anno 21 miliardi di euro di tasse, certo. Di tasse. Vorrei sapere dove vanno tutte queste tasse e tutte le bollette che adesso ci arrivano, tasse sopra tasse, vorrei sapere cosa ci viene incontro. Sia il governo e la regione, visto che dicono che non ci sono soldi, ma i soldi per i politici ci sono. Certo. Questo è il discorso. Grazie. Marco Schiesaro. Sì, allora, flash molto rapidi. Sia l'idrovia, così come impostate, come anche la suggeriva Francesco Fiore, mi trovo in sintonia su questo punto. Mi dispiace che venga preso come riferimento il governo e il sindaco di Mira, perché recentemente tutti i cittadini di Mira sotto l'amministrazione Maniero dovranno tirare fuori di tasca loro 140.000 euro perché la saggia amministrazione governata dai 5 Stelle non ha saputo presentare un progetto di strutturazione idraulica del comune. Non è saggio né il comune di Mira come non lo è quello di Padova, nella misura in cui sono 10 anni e siamo ancora lì che quando c'è un temporale nella zona Forcellini ospedale andiamo sotto 1 metro d'acqua. Comune di Padova tanto quanto quello di Cadoneghe, che dal dopoguerra 1945 è sempre e solo governato monocolore, centro-sinistra, e noi come aziende a Cadoneghe, via Rigotti, via Marconi, 1 anno e mezzo fa siamo andati sotto acqua di 2 metri, non abbiamo più ricevuto una lira, abbiamo fatto causa al comune e al consorzio d'acque e ci hanno detto che le idrovore non funzionavano. Tutta questa classe dirigente che sono degli ignavi, cioè non si schierano né da una parte né dall'altra. Addirittura Dante Alighieri aveva la perplessità se mandarli all'inferno o al paradiso. Noi a maggio li mandiamo semplicemente a casa. Davide Righetto. Ecco, io dico sull'idrovia siamo chiaramente favorevoli, qualsiasi cosa porti via acqua siamo favorevoli, però c'è da fare attenzione. Primo, che poi bisognerà fare la manutenzione, che non finisca che fra 20 anni subisce lo stesso fatto dei fiumi, eccetera. Secondo, che contemporaneamente dobbiamo mettere a posto i fiumi, perché se i fiumi peggiorano è inutile che migliori l'idrovora. E quindi direi soprattutto, non l'idrovora, l'idrovia. Però bisogna fare attenzione a una cosa, dare l'urgenza alle cose che si possono realizzare subito. Quindi fare l'idrovia, ma non abbandonare le cose veramente urgenti che si possono fare subito, che sono i fiumi. Certo, grazie Davide Righetto. Marco Ferrero, sì, hai il compito di chiudere. Sì, molto brevemente, mi spiace piuttosto deludere qualcuno, perché a me non risulta questa passione sfegatata per il sindaco Ivo Rossi rispetto alla camionabile, però
posso sbagliarmi. Oggi sono state dette cose molto interessanti, qualcuna anche molto evocativa. Io di mestiere faccio l'avvocato e già mi vedo sulle ipotesi della certificazione di indice di pericolosità a livello individuale le cause che fioccheranno tra i cittadini che si sono fatti fare la certificazione, hanno pagato e magari, siccome c'era una buca non considerata, un tombino che in quel momento non funzionava, quella abitazione che era stata classificata come non particolarmente a rischio invece è andata sotto. Quindi voglio dire, bisogna stare attenti, secondo me, in questi temi, come ho detto prima, a farsi prendere, come dire, da ipotesi avvincenti ma poi, come dire, praticamente poco realizzabili. Detto questo, via Padova-Venezia siamo assolutamente favorevoli. Benissimo, ci fermiamo qua. Grazie a tutti gli ospiti qua in studio, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, grazie ai tecnici che hanno avuto la pazienza fino adesso, visto che siamo andati ampiamente oltre il tempo a noi a disposizione. Ci ritroviamo la prossima settimana, Gioventù Politica, giovedì prossimo.